Invisible Man. Ma allora che andiamo così, dopo la Befana, ci siamo noi. Dopo la Befana torna Scratch, quindi siamo categoricamente in diretta, tantissima gente ci guarda, noi i saluti vanno non soltanto al comparto Veneto, ma in tutta Italia, perché la Puglia ci guarda, la Sardegna ci guarda, la Sicilia, insomma un grande saluto a tutti e speriamo che tutti quanti abbiate trascorso delle ottime, buonissime feste. Oggi è una giornata particolare, parleremo della Coppa Italia di ciclocross di Scorzè, ma intanto andiamo con gli ospiti. Gianmarco Agostini. Buonasera a tutti. Sveleremo qualche arcano di Gianmarco, una bella storia. Lucio Paladin, settore giovanile. Certo, buonasera. Sì, ma un po' più di gas, ragazzi. Ma dove andiamo qua? Allora, ma vergognatevi, ma va che sono proprio... Massimo Ghirotto, dai, sei tutto eccitato. Buonasera. Mi devo mettere in ginocchio Sua Maestà Bruno Capuzzo, Comitato Regionale Veneto. Buonasera. Che piacere vederti. Allora, giornata particolare. Intanto, iniziamo voi a te, Bruno. Adesso, domani ci sono proprio, cioè dopodomani, i campionati italiani di ciclocross. Il ciclocross che comunque ha cominciato a prendere piede e quest'anno ha affascinato più di una persona. Sì, che sia una disciplina praticamente molto spettacolare, lo sapevamo già. Ha delle radici ben profonde, diciamo, in terra veneta, questo è fuori dubbio. Continuiamo, penso, ad essere sicuramente così la regione pilota per quanto concerne l'attività del fuoristrada intesa come ciclocross. Non tutti gli anni possono essere o fortunati o altamente diciamo proficui per quanto concerne maglie, visto che vai a parlare del campionato italiano prossimo, però sicuramente saremo altamente diciamo competitivi e ben rappresentati. Ecco. Già hai gongolato a Stanghella e anche a Scorzè, tra poco vedremo anche Scorzè, però voglio dire, là sei venuto per acclamare, insomma, essere acclamato, insomma, tantissime maglie, però bisogna dire pur la verità, poca partecipazione per quanto riguarda la Lombardia, credo che questo sia un po', non uno scandalo, però insomma, dai. No, allora c'è una cosa, allora la Coppa Italia era una fase finale di Coppa Italia che era a Caorle, a me è dispiaciuto molto più che altro per la grande accoglienza che abbiamo avuto in terra veneziana a Caorle, a cominciare dal sindaco, dall'assessore dello sport, sì. Proprio veramente ci hanno ospitato alla grande. Questo noi ci siamo presentati per bene, è venuto a mancare così, c'è stata una forte defezione dal punto di vista di altre regioni, non solamente la Lombardia, anche l'Emilia Romagna e anche qualche altra regione. C'erano 7-8 regioni rappresentate, se calcoliamo, d'accordo che non tutte 20 in Italia fanno attività di ciclocross, però insomma quelle che vanno per la maggiore, a mio parere sarebbe stato giusto che ci fossero state, o perlomeno una loro rappresentanza. Però arrivavano dalla Puglia, però la Lombardia era qua, insomma, come mai secondo te? Che domanda difficile. Sì, bisognerebbe chiedere un po' anche a queste società, non lo so, sinceramente non... Ma credo che una Coppa Italia comunque debba affascinare, in altri sport credo che debba essere un avvenimento importante, quello di Caorle oltretutto è stato organizzato in maniera veramente encomiabile, però la defezione crea anche poi dei disordini a livello anche agonistico per i ragazzi. Forse bisognerà magari così distribuire il calendario un po' in modo più attento, forse potrebbe essere una piccola soluzione, non lo so, questo un po' va ai tecnici di ogni comitato regionale che poi demanda a livello federale, probabilmente magari ci potrebbe essere, come dire, più partecipazione del team. team. C'è da correggere il tiro, Lucio? Ma molto probabilmente uno dei fattori che ha condizionato questo è la vicinanza della Coppa Italia con la fine del ciclocross che si termina sabato e domenica con i campionati italiani. Però senza vena di polemica era giusto che comunque un minimo di partecipazione ci fosse anche da parte di tutte le regioni. Guarda, io ho visto l'Inter che ha giocato negli Emirati Arabi, no? Comunque sono entrati in campo tutti i migliori come se fosse una partita vera.
Il calcio abbiamo detto che è peggiore, è sicuramente uno degli sport, non è affascinante come il ciclismo è qualcosa di diverso, lo abbiamo visto anche a San Michele con alcune immagini della Cauz sanguinante, non si perdono mai d'animo, hanno voglia veramente di fare, meriterebbero forse qualcosa di più questi atleti. Assolutamente sì, il fatto anche comunque di partecipare a queste manifestazioni che sono encomiabili dà questo segno di importanza a questo settore che secondo me, parlando anche proprio per quanto riguarda il mio compito che è il settore giovanissimi, è propedeutico poi anche le attività che i bambini andranno a fare in strada, perché facendo questa attività ciclocrossistica che comunque fuori strada in generale imparano a guidare la bicicletta. Dobbiamo parlarne, ma soprattutto sottolineare il fatto che, essendo veramente uno sport propedeutico proprio per la crescita, la voglia di correre a volte supera barriere incredibili. Qua abbiamo Gianmarco Agostini, che io vorrei un altro applauso perché è il nostro Armstrong italiano, pochi lo sanno. Tu hai avuto una carriera splendida, tra poco passeremo le immagini a Caorle per la Coppa Italia, facente parte anche sempre del Trofeo Triveneto, Gran Premio Calcestruzzi Mosole, ma tu hai una storia particolarissima. Avevi addirittura firmato un contratto per la Gatorade nel 92 e poi dopo caspita qualcosa di incredibile. Sì, purtroppo la vita mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto. Nel 92 avevo firmato di passare, avevo ciclisticamente, sportivamente parlando, avevo tutto perché avevo il successo, avevo la notorietà, ti ripeto, avevo avuto tutto e purtroppo mi sono svegliato una mattina con tanto mal di testa, ero in ritiro con la nazionale a Mosca, in camera con Lombardi, con Giovanni, gli ho detto Giovanni io sto male, non ce la faccio più. È venuto sul Marcello Faina, il dottore nazionale, il professor Dal Monte, mi ha detto sarà una sinusite, sono tornato a casa, mi è ritornato il male. Sono entrato a Padova in ospedale con mio padre e i dottori avevano chiesto se ero una persona drogata da come sfigurato che ero messo in viso dal dolore. Mi hanno fatto della morfina, mi era passato il dolore. Poi dopo un mese purtroppo i sintomi erano ritornati. Ero tornato da 6 giorni che avevo fatto a Zurigo, stavo malissimo. Hanno fatto un attacco e mi hanno fatto una prima operazione perché avevo un angioma, un tumore, un cancro sul cervello che mi bloccava il liquido cerebrale. Purtroppo a me non mi avevano detto dentro niente, io avevo in mente la bicicletta perché la bicicletta avevo tutto, poi in quei momenti là mi erano stati vicini poche persone, adesso non perché è qui, ma Massimo è stato uno dei pochi che mi è stato vicino. Perché vogliamo bene a Massimo mi per ricordo che... Sì. Guarda com'è strana la vita, tu non sapevi che c'era Massimo No, e Massimo non sapeva che c'eri te. Ci allenavamo assieme in quel periodo perché uscivamo tutte le mattine assieme. E mi ricordo sempre, l'ho ricordato prima, che mangiavamo, io ero tornato all'ospedale, ero stragonfio perché mi hanno fatto l'operazione grossa di 16 ore il 24 novembre, ero tornato la vigilia di Natale e il giorno della Befana ero andato a casa sua a mangiare le frittelle assieme con Mirko Rossato e altri ragazzi, mi ricordo come fosse adesso. E loro mi erano stati vicini perché in quel momento mi ero trovato il mondo tutto addosso perché non avevo più nessuno, siccome non ero più, si può dire, una macchina da soldi per certe persone, non gli interessavo più e là i veri amici mi erano stati vicini. Interrompiamo qua, poi dopo faremo la seconda parte, mandiamo Caorle con la prima tranche con i giovanissimi, esordienti, via con le immagini. Ultima gara dell'anno, targata 2009, Coppa Italia giovanile, siamo a Caorle, una bellissima località rivierasca, soprattutto una giornata particolarmente fredda, con una pioggerellina insomma abbastanza fastidiosa ma non troppo. Organizzazione Sportiland, bellissima la località, oggi Coppa Italia, arrivano un po' da tutta Italia, dal Veneto, dalla Puglia, dall'Abruzzo, dal Piemonte, insomma oggi qui si vogliono fare le cose fatte bene. Giacomo Salvador, sempre Deus Ex Machina, musa ispiratrice di questo Trofeo Triveneto, Gran Premio Calcestruzzi Mosole. Vediamo intanto la Giop, l'Elisabetta Giop, abbiamo visto anche la Bortolotti, insomma le concorrenti per questo campionato giovanile targato Italia sono veramente parecchie. Partono le donne e qua abbiamo Bellante, Musa, Bortolotti dal Pozzo Giop, e poi abbiamo Di Benedetto, Perotti, Tavernini, Perrone, Gallo, Bortolotti e Bellucci. Per quanto riguarda gli uomini esordienti, intanto sono partiti in tromba proprio gli esordienti al secondo anno. Poi abbiamo Zanella, Rocchetti, Franzolin, Masiero, Pavan, Manzan, Andreatta, Leogrande, Pellizzon, intanto sono partite anche le donne. Fontana, Bondavalli, Vecchiato, Piccolo, Dario, Seguo, Vicario, Rostellato, Piovesan, Tudico, Paolo, quest'ultimo dell'Abruzzo. Per quanto riguarda il Piemonte abbiamo Rostellato Simone e Piovesan Simone.
Per quanto riguarda la Puglia, Piccolo Mauro, Dario Luca e Seguo Aniello. Poi abbiamo la Veneto B con Bondavalli e Vecchiato, poi abbiamo la Puglia con un esponente che è Leo Grande Andrea, e quindi chiaramente qua i convocati per quanto riguarda il Veneto sono moltissimi, ed è giusto che sia così visto che si tiene in terra veneta. Coppa Italia, facente parte comunque del Trofeo Triveneto Gran Premio Calcio Struzzi Mosole. Questi sono esordienti al secondo anno, prossimo anno saranno degli allievi, quindi bravi loro, e soprattutto una bella gara che consente anche di saggiare le proprie virtù in fase ciclocrossistica. Vediamo una splendida Elisabetta Giop, la quale veramente ha fatto grandi cose in quest'anno, è sempre andata in crescendo, è partita che neanche lei forse credeva di essere così pimpante, così brava nell'affrontare queste ardue salite, questi ardui percorsi, perché ha dovuto veramente, e questa è una nota importante ma che non vale soltanto per gli esordienti ma vale un po' per tutti, ecco, questo ciclocross ha affrontato molte tematiche, molte tattiche. Abbiamo avuto dei percorsi nell'Alto Adige che erano disegnati quasi con un compromesso tra mountain bike e ciclocross, percorsi durissimi, e qua vediamo che le maglie di capo classifica hanno bene tenuto, ma soprattutto poi dopo nel Veneto, come in questo caso, ma abbiamo visto con Faedio Derzo, sono cominciati veramente i percorsi da ciclocross puro, come anche a San Michele di Bassano. Ecco, quindi le maglie verdi in effetti sono quelle atlete, quegli atleti che bene hanno saputo interpretare tutte le varie tipologie di percorso. Abbiamo visto una caduta, certo ci sta anche questa, oltretutto un'organizzazione splendida, abbiamo visto come hanno messo a dimora anche questi piccoli ponti, ma soprattutto diciamo tecnicamente veramente apprezzabile. L'unica cosa che forse possiamo dire, così come una critica benevola, ecco, forse mancano o sono mancate quelle accortezze che rendono forse il percorso più affascinante, perché poi in soldoni ci va anche un po' la copertina, forse qualche arco in più, qualche punto in più di colore, di chiassosità non avrebbe fatto male, ma sicuramente qui a Caorle avranno voglia sicuramente di mettersi in discussione, perché hanno le potenzialità, hanno un percorso meraviglioso e hanno anche gli atleti dalla loro parte, perché qua c'è veramente un po' tutta l'Italia, e questo conforta. Certamente vedremo i nostri veneti come sapranno comportarsi nei riguardi dei grandi interpreti dei ciclocross nazionali. Intanto abbiamo visto anche il numero 55, si diceva, abbiamo visto anche Rocchetti e Franzolin, abbiamo visto bene Pavan, perché no, abbiamo visto anche molto bene Dario Luca, insomma tutti quanti questi qua se la stanno giocando alla pari. Alla pari col 55 abbiamo visto Tudico Paolo, polisportiva pennese, anche questo qua è un ragazzo, mi pare proprio un ragazzo della Puglia, no, dell'Abruzzo, e Tudico Paolo è abruzzese. Intanto vediamo anche Marco Zanella, leggermente affaticato, sta perdendo qualche metro rispetto a Rocchetti e Franzolin. Franzolin è partito con un fastidioso mal di schiena, il percorso è lungo, abbastanza insidioso, quindi dovrà mettere veramente a dura prova la propria prestanza fisica. Questo ragazzo qua veramente ha delle doti enormi e un po' sfortunato a fine anno. Elisabetta Giop con il dorsale numero 126 sta bene disegnando. Vediamo che abbiamo anche Rocchetti Filippo, Free Photo Bike Team, qua chiaramente i giudici, i commissari di gara. Un saluto anche a Roldano Brion, il quale è sempre un piacere averlo nelle gare come speaker, perché riesce veramente a raccontare la gara, e soprattutto anche per gli operatori, ma non soltanto, riesce a dare i nomi con precisione. Ecco, questo sarebbe un leitmotiv da seguire, perché Roldano è molto bravo proprio per prendere e per tenere compagnia agli astanti, anche agli appassionati e non solo, anche agli addetti ai lavori, perché è molto preciso, sa commentare la gara, sa quando è l'ultimo giro, sa chi è il primo, chi è il secondo, e in questo caso il primo è lui. Grande e bella figura che ha fatto Marco Zanella davanti al campione italiano Filippo Rocchetti della Free Photo Bike Team. Al terzo posto lo vediamo un acciaccato Giulio Franzolin, che ha dovuto mollare a 2 giri dal termine, ma i complimenti vanno perché ha saputo soffrire, stringere i denti, e lui è arrivato terzo. E insomma, bravo Giulio, è un bel ragazzo questo qua, bravo, abbiamo avuto anche il piacere di conoscerlo non soltanto
nei campi di gioco, ma anche fuori. Un ragazzo meraviglioso, bravo Giulio, continua così, perché stai crescendo alla stragrande. Poi vediamo ancora Manuel Masiero, Pavan Oliviero, chiaramente i veneti qua hanno fatto veramente piazza pulita. Per quanto riguarda le donne abbiamo col Veneto A la Elisabetta Giop, che oltretutto si impone nella frazione di Coppa Italia, ma aggiunge chiaramente punteggio al carniere per il trofeo Triveneto, bravissima anche lei. Poi vedremo Giulia Dal Pozzo della scuola ciclismo Vo, Veneto B, che si piazza al secondo posto, la Arianna Bortolotti al terzo e Musa Alessandra al quarto. Poi dopo segue Bellante Tania al quinto. Per vedere uno fuori dalla regione abbiamo Di Benedetto Lucrezia della Puglia. Adesso vediamo un primo piano di Igino Micheletto e Capuzzo e via così. E il primo piano ve lo offriamo di Capuzzo qua in diretta da Sky 893 Televeneto, ma sicuramente volevo soltanto prima fare una piccola analisi per poi passare di nuovo a Gianmarco. Lucio, sti ragazzi veramente a me stanno sorprendendo, perché è inutile parlare che sono bravi ad andare in bicicletta, ma Giulio Franzolin, uno fra tutti, ha dato dimostrazione di essere un campione che si sta preparando a diventare un campione, per carità, noi tanto gli auguriamo di potersi divertire, ma ha delle doti di sensibilità veramente fuori dalla norma. A noi ci piacerebbe caldeggiarle queste cose. Assolutamente, mi ricordo la trasmissione che avete fatto con poverino, il ragazzino, adesso non mi ricordo più il nome, Sammy Basso, che non ha avuto fortune come hanno tutti questi ragazzini che possono praticare lo sport, però Giulio ha fatto un gesto che penso rimarrà nella storia, almeno. e Questo sono significa cose importanti. che le nostre società, almeno le società del nostro territorio, sanno insegnare ai ragazzini, oltre ad essere dei sportivi, ma soprattutto a essere veri uomini. Sul ciclismo io tante volte dico, non è che sono tanto simpatico, perché dico quello che poi penso. Anche i pazzi insomma dicono quello che pensano, per cui permettetemi anche ogni tanto di uscire fuori dal seminato, ma credo che nel ciclismo più degli altri sport ci sia una certa autovittimismo. Mi sono alzato alle 5, ho preso la pioggia, che me lo fa fare, c'è gente che piange molto, quando poi dopo i problemi seri sono altri. E poi dopo coloro che ci danno, credo, forse il modello vero sono proprio questi atleti. Mi viene in mente la Cauzze, perché a San Michele l'ho visto con uno sbrego incredibile, parlava serenamente, non ha fatto certo quei casini che fanno i giocatori di calcio, eccetera. Cioè ci danno veramente, ci insegnano molto. Sì, il ciclismo più di tutti gli altri sport è una scuola di vita e ti insegna veramente quello che può essere il sacrificio che tu domani puoi trovare nella vita di tutti i giorni, per cui si cresce veramente come uomini, non tanto come sportivi. Gianmarco, riprendendo un po' il tuo discorso, tanto per dire che poi il vittimismo bisogna che ci sia dove c'è. Beh, spesso le persone che soffrono, che hanno sofferto molto, sono le meno vittime delle altre, sono quelle che danno più coraggio agli altri. Tu addirittura sei stato un modello dopo la tua, diciamo così, sospensione agonistica. Chiaramente non hai più potuto correre, però hai cambiato forse tipo di vita e hai ripreso in mano la bicicletta contro i pareri di tutti. Sì, come ti dicevo prima fuori dalle telecamere, io sono tornato e non avevo in mente la bicicletta all'inizio, perché un'operazione grossa di 16 ore mi aveva segnato molto. Io avevo fatto 6 giorni in coma e veramente ho visto quella famosa luce bianca. Da una parte c'era la mia famiglia e dall'altra parte c'era una luce immensa. Sono uscito dall'ospedale e avevo solo in mente di vivere. Poi sono tornato, come ti ho detto prima, ritrovandomi i vecchi amici, Massimo, i vecchi amici di biciclette, mi è venuta con la voglia e mi ricordo sono andato a fare una salitella vicino a casa mia, a Galzignano, e un cicloamatore di 130 kg mi ha staccato. Ho detto no, Gianmarco, qui qualcosa non va. Sono tornato a casa, ho pianto un'ora a letto, ho detto riparto, sono ripartito. Sull'anno dopo sono andato a correre con Bariviera, che mi ha insegnato moltissimo ciclisticamente, che adesso è mancato. E poi nel 95 ho coronato il mio sogno, sono ritornato campione italiano professionista in pista, ho vinto la prova di Coppa del Mondo a Cottbus con la nazionale e là ho detto, sono tornato all'Agostini di prima, mi sono tolto... Qua c'è un applauso, una piccola parte. Scusami Gianmarco, c'è una telefonata, pronto, con chi ho il piacere di parlare? Buonasera a tutti, sono Fausto Scotti. Fausto, ma tu sei troppo bravo, un applauso. Mitico, sai che ti voglio bene, hai passato bene le feste? Un po' in viaggio da una parte all'altra dell'Europa. Stai attento, scommetto che sei a Milano. Sì, siamo appena arrivati adesso, neanche da 10 minuti.
Però sei puntuale a guardarci, eh? Sì, va bene, controlliamo sempre abbastanza da vicino tutti gli eventi, quindi anche gli organizzatori più pratici come anche Guerciotti cerchiamo sempre di dargli una mano da vicino. Cosa speri per domani e per dopodomani, diciamo, per sabato e domenica? Ma le mie speranze sono quelle che dovrebbero venire adesso tra le ultime due prove di Coppa del Mondo, i mondiali. Comunque ecco, il grande successo è già stato fatto in tutti i comitati regionali d'Italia, di circuiti regionali, in particolare anche nel Veneto, come poi ecco, tutti i telespettatori possono vedere dalle vostre immagini. Credo che ci sia un bel contributo anche della RAI, mi pare, domenica, per poter portare su avanti questo ciclocross. Ma io lo spero, fino adesso se non era per voi o per altra emittente noi non vedevamo niente, quindi spero che facciano vedere qualcosa. Io credo, Fausto, che il ciclocross meriti più scena, perché chi viene a vedere il ciclocross rimane affascinato un po' come la pista, no? Si creano quelle alchimie che portano un po' la familiarità, addirittura ci sono gente del pubblico che dopo 2 o 3 volte conoscono a menadito i corridori. Sì, questo è giusto, è vero, anche ecco, hai molta esperienza già fatta con la pista, tu e con il ciclocross la stai facendo da diversi anni. Purtroppo ci sono queste grandi emittenti televisive come la televisione di Stato che dovrebbe dare più spazio a queste specialità, ma si nasconde dietro le quinte dicendo che poi non ha fondi e che non riesce ad investire, quindi è un grosso sbaglio perché così come fanno non riescono neanche a far vedere alle persone o ai bambini che cos'è questa disciplina. Beh, senti Fausto, tu sei un underground come me, no? Sei di quelli che non mollano mai. Allora noi ci siamo, basta, no? Partiamo da qua. Ma io sono felicissimo di vedervi. Questa sera purtroppo non sono ancora riuscito ad entrare in camera e non riesco a vedere il programma, però ecco, ho chiamato proprio perché era un pochino che non riuscivo a richiamarvi, ma vi seguivo sempre da casa come lo faccio tutte le volte che c'è la vostra trasmissione. Comunque ecco, approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nel meraviglioso trofeo che è stato fatto in Veneto, anche al signor Dal Colle che tempestivamente ci manda tutte le classifiche, velocissimo insomma. Allora io qua degli ospiti, volete porre qualche domanda a Scotti visto che è qua? Chi è che vuole fargli una domanda di voi? Ciao Fausto, sono Massimo Ghirotto. Ciao Ghiro, Ciao. buonasera. Ma più che una domanda, Fausto, è l'augurio migliore per quelli che saranno i campionati nel mondo che a fine mese saranno a Tabor, di riuscire a mettere in piedi la squadra più forte. So che lui lo sa fare molto bene, è un tecnico molto valido, quindi confidiamo che ci porti un nostro atleta in maglia iridata. Hai sentito Fausto? Sì, no, io ringrazio, la Bianchi è una società che ci ha dato sempre tantissima fiducia e ci dà i suoi atleti e li possiamo gestire a 360 gradi, quindi come lui ci sono molte altre società che collaborano con noi con i nostri progetti, quindi li ringrazio perché senza le società sportive non si può fare niente. Ma Fausto, sai che io ti avevo detto che tu, quando ti ho visto la prima volta, qualche anno fa, c'è stato amore a prima vista, ti ho visto e ho detto subito tu mi piaci, ma anche Massimo Ghirotto è uno che mi piace, evidentemente Scratch riesce a far sistema intorno a sé, le persone migliori arrivano qua, è vero? Che riso. Sì, diciamo che siamo un po' tutti malati di questo ciclismo perché abbiamo fatto sport dall'infanzia, è uno sport che ci piace tantissimo e quelle piccole soddisfazioni ripagano tutti noi dei grandi sacrifici che facciamo. Bene, noi ti auguriamo intanto un buon campionato italiano e soprattutto ti possa ispirare per Tabor in Cecoslovacchia, che tu possa affrontare col piglio giusto con i nostri auguri. Poi anche se non si vince non importa, ti vogliamo bene uguale. Vi ringrazio. Grazie a te, un applauso. Buonasera a tutti, grazie. Lucio, adesso voglio dire, questo ciclismo, no, Scratch, che insomma si occupa di questo trofeo del Triveneto, è bello esportarlo in tutta Italia, anche se ci fosse soltanto una persona per regione che guarda, insomma non è così, sono di più, non voglio fare lo sbarone, ma sono di più. Però insomma credo che sia una buona cosa. Sicuramente fa onore essere da modello per tutta l'Italia. L'importante è che le società continuino a credere in questo splendido sport, soprattutto a livello giovanile, ripeto, perché è una scuola di vita, una scuola propedeutica.
E sì, sono comunque felice che nel nostro Veneto i numeri stiano aumentando, vuol dire che almeno le nostre società hanno capito l'importanza. Bruno, un po' sei tu, diciamo, un po' la musa ispiratrice, in qualche maniera hai voluto comunque che questo ciclismo invernale non facesse perdere il tono per poi arrivare in primavera con le prime gare su strada. Ecco che sia un'alchimia giusta quella di non far perdere il tono. Diceva una cosa interessante Fausto, non bisogna diciamo così, far cadere questa specialità che credo che sia, oltre propedeutica come diceva Lucia, però credo che sia un'opportunità in più da dare ai nostri ragazzi che sono appassionati di ciclismo. Sì, beh, sicuramente, poi tra l'altro è un'attività che comunque cioè lo vediamo anche dai numeri che approdano, diciamo, e che partecipano a questo Gran Premio Mosole e sono sempre in incremento, specie diciamo all'inizio c'è molto più entusiasmo ed è importante proprio anche quello, poi gradatamente magari qualcosa tende a scemare, però ho visto una forte partecipazione anche di stradisti, diciamoli così, a cominciare dal Masiero, adesso mi viene in mente, stiamo parlando di categorie nettamente giovanili come gli esordienti, è importante perché dà quella sensazione e quell'entusiasmo che serve proprio per la disciplina. E che forse siamo sulla strada giusta. Sì, Intanto sulla strada giusta mandiamo le immagini della seconda tranche di questo bellissimo Coppa Italia a Caorle e quindi una boccata di aria di mare. Via con le immagini Gianni, va. Dai, vai. Qua vediamo un bel Babbo Natale e guardate la personalizzazione, Federico Zurlo. Vediamo Friuli, Venezia Giulia, alcune maglie, la Puglia, che so che ci seguono tantissimi, bravissimi. Qua vediamo Piemonte, anche qui Abruzzo, bellissime queste immagini, grazie a Gianni Del Santo e Alessandra Gazzola che hanno beccato anche un po' di pioggia ma bene interpretano quello che è la coesione, la partecipazione. Allargare Scratch in tutta Italia è qualcosa di vincente perché giustamente bisogna assolutamente creare sistema e fare affascinare questi ragazzi perché poi dopo alla fine gli interpreti sono loro, sono quelli che si beccano la pioggia, sono quelli che veramente fanno i tuffi nelle acque, lo vedremo anche nelle prossime puntate che percorsi hanno dovuto affrontare. Qua Gino Micheletto, ricordiamo, supervisore a livello nazionale per quanto riguarda il ciclocross, consigliere per quanto riguarda la regione Veneto, un grande appassionato che sa cosa vuol dire veramente affrontare il ciclocross, è veramente una persona che è preziosa per tutto il movimento. Qua sono partite gli uomini allievi, adesso sono partite le donne allieve per questa fase della Coppa Italia, facente parte comunque anche del Trofeo Triveneto Gran Premio Calcestruzzi Mosole. Vediamo un pimpante Luca Mavaracchio e questo non fa altro che farci piacere, con sotto vediamo un Federico Zurlo che non smonta la bicicletta. Questa è la differenza, ecco, questo vuol dire avere quel quid, quel valore aggiunto che gli permette di arrivare sempre primo, perché è un ragazzo straordinario. Io vorrei vederlo competere con gli juniores e credo che sicuramente se la giocherebbe alla stragrande senza problemi. E pensate che Luca Mavaracchio non è nemmeno l'ultimo arrivato, perché Luca Mavaracchio è bravissimo, sa esattamente come si va in bicicletta. E qua poi abbiamo anche Giuseppe Quarato che è uno che non molla mai, lo abbiamo visto poco fa su questa salita. Continuiamo a dire che questo è un percorso ben disegnato dagli organizzatori, siamo a Sportland, a Caorle, quindi non è neanche facile trovare dei percorsi così pianeggianti e sono riusciti con delle cunette, con degli artifici un po' particolari a creare un percorso da ciclocross che alla fine è risultato molto molto pesante. L'abbiamo visto degli arrivi prima nella categoria giovanile con gli esordienti, arrivano uno alla volta, ma lo vedremo anche, sarà un po' il leitmotiv. Qua vediamo un'Asia Paladini esagerata, molto forte, anche quest'anno lei ha saputo bene interpretare questo ciclocross, per cui vogliamo dire, queste sono poi le cose essenziali di questo trofeo. Vale a dire, tutte le migliori e tutti i migliori sono lì e la lotta qua adesso diventa fra Federico Zurlo, uno che non molla mai, e anche Mavaracchio. Vediamo però anche lui come, avete visto come è sceso male da bicicletta, questo continua a dirlo, e un ginocchio gli fa malissimo ed è già da qualche settimana che lo sta tormentando, ci dispiace per lui, speriamo bene per lui perché veramente sta facendo grandi sacrifici per poter continuare
assolutamente con questo trofeo. Ma abbiamo visto Macor Simone anche molto bene, Capati, De Belli, Spellizzato, e chiaramente qua il Veneto la fa un po' da padrone, tant'è vero che è venuto sicuramente Bruno Capuzzo per stare vicino ai propri atleti, ma è venuto anche chiaramente per ricevere le glorie, perché d'altronde insomma il Veneto si sta dimostrando terra molto fertile per quanto riguarda i campioni, non soltanto abbiamo detto nella pista, perché anche in pista saranno alla grande come anche su strada, ma nel ciclocross sta sbarazzando proprio tanta concorrenza. Bravissima ancora la Asia Paladin, una bella pedalata la sua, soprattutto è un bel percorso, l'abbiamo già detto, ma non ci smettiamo perché qua veramente troviamo tutte le eccellenze degli organizzatori nel ciclocross, i quali permettono di farci brillare gli occhi con questo tipo di percorsi. Percorsi che hanno un po' accontentato tutti, non soltanto gli appassionati di un ciclismo, di un ciclocross veloce. Vediamo intanto proprio l'amico pugliese Giuseppe Quarato. Ha accontentato un po' tutti gli stili, anche i percorsi velocissimi, percorsi mezzi mountain bike, mezzo da ciclocross. Insomma, veramente abbiamo visto anche De Bellis adesso, povero. Capati Michael, anche lui si sta comportando molto bene, abbiamo ancora tanti atleti che si stanno bene comportando, abbiamo visto prima il 31 che era Franco Alessandro del team Bosco di Orsago, poi la Cicli Protec con due esponenti, Capati e Parmegiani, qua ancora la Asia Paladin che sta affrontando questa salita, invece abbiamo visto Mazzocco Mattia, qua abbiamo la bravissima, perché ricordiamo che questa è una esordiente al primo anno, quindi si deve fare veramente le ossa, si vede con l'Asia che è già più grandicella, quindi Sara Romanin bravissima, sa interpretare bene questo ciclocross e non ha mai mollato. Abbiamo visto anche Buratti Marica dell'Alto Adige, insomma qua vediamo il fenomeno numero uno, a un certo punto stacca tutti, va via con il suo passo, sembra che non faccia fatica, c'è quello che è imbarazzante di Federico Zurlo che pare non faccia fatica, va via come un urlo, cioè incredibile, come sembra che sfiori lui il percorso. E vediamo che non è che non abbia nessuno, qua anche Quarato Giuseppe che va molto bene quest'anno, oggettivamente è stato veramente un fenomeno anche lui, ma certo che la dominanza, il predominio di Federico Zurlo lascia ben sperare, non tanto agli atleti, intanto qua vediamo un cambio bicicletta, ma fa ben sperare per quello che sarà il futuro del ciclocross. Se non lo perdiamo e se Fausto Scotti saprà farlo affascinare, questo potrà veramente regalare delle grandi soddisfazioni in campo internazionale e sarebbe forse quello che salverebbe questo ciclocross, perché ha bisogno di gente che ha voglia di correre, e Federico è uno che non guarda niente, lui correrebbe anche al giro della parrocchia, alla festa delle mele paesane, perché lui ha la passione, lui se non corre sta male, e quindi questi sono esponenti da Serie A, da numeri uno, perché sono quelli che poi affascinano, e allora la gente va perché c'è Federico Zurlo, e perché lui è uno che fa spettacolo, sa dare spettacolo, e quindi il movimento ha bisogno di questi personaggi come Quarato, come Luca Mavaracchio. Ecco, tutti questi sono personaggi che bene potranno fare al movimento ciclocrossistico nazionale. E soprattutto mai avere invidia di chi vince, perché quelli che vincono spesso non hanno nessun tipo di invidia, anzi sono i più umili e sono quelli che addirittura danno consigli a quelli che rimangono indietro. Dobbiamo comunque prendere esempio dai campi di gioco, dei campi dove le ruote grasse fanno sentire la propria voce, come la propria pesante pedalata la fa sentire Federico Zurlo, braccato da Giuseppe Quarato, stanno facendo gara a sé stante. Leggermente dietro è proprio Simone Macor e Mavaracchio Luca che sta mollando un po', d'altronde qua a pedalare su quel fango è come andare in salita al 18%, non è facile, si blocca la ruota, i denti della catena sembra che vadano a affondare sui polpacci, sulle gambe, come un vecchio mastino napoletano, e che fa male da morire, perché è così, il ciclocross è durissimo e affrontare questi guadi chiaramente fanno male alle gambe. Bravissimi, sono loro i veri eroi, gli eroi della normalità. Tanto vediamo anche questa interprete del ciclocross è la Mercante Chiara, la quale chiaramente arriva da una società lombarda, però è quella che sta dominando di fatto la corsa su una certa Asia Paladin, che non è l'ultima arrivata di certo, però Mercante è veramente brava, oltretutto è veneta, però di adozione è andata in questa squadra, però
l'abbiamo detto dall'inizio dell'anno, Sara Romanin sta crescendo veramente di gara in gara. Lei è terza assoluta fino a questo punto, quindi bravissima. Lei ci ha creduto, ricordiamo che è al primo anno di esordiente, quindi paga lo scotto di quell'anno di differenza che a quest'età è molto molto importante, bisogna sempre tenerne conto. Chi non ha paura di niente, e sto signore qua, ragazzo di Tezze sul Brent, si sta pulendo, se vedete fa la doccia prima di arrivare, e lui, il vincitore di questa prova di Coppa Italia e soprattutto Trofeo Trivento, prende il saluto di Giacomo Salvador e del suo direttore sportivo. Guardate, signori, chapeau, tanto di cappello a Federico Zurlo, è lui che vince e d'altronde Quarato gli tocca veramente a questo punto dalla Puglia accontentarsi, tra virgolette, della seconda posizione, però per lui sono sicuro. Oggi è stata una grande gara, una grande vittoria. Bravissimo Giuseppe Quarato, continua così, ti vogliamo vedere sempre al ciclocross, fino alla fine, fino a Vittorio Veneto. Speriamo di vederti anche là. E qua abbiamo il terzo ed è Simone Macor che sopravanza uno sfortunato Luca Mavaracchio, vedete non ne ha più. Però il complimento da parte nostra, medaglia veramente d'oro al valore di Scratch per questo ragazzo che ha saputo stringere i denti. E una che invece non ha stretto tanto i denti ma è andata via con la sua gamba dall'inizio, è proprio Mercante Chiara della Cicli Fiorin del Spar, che si va a giudicare non da Veneta, ma lei è veneta per una squadra lombarda, la vincita, ha fatto saltare il banco delle venete, pur essendo lei veneta, vince su Asia Paladin, un po' sconsolata lei quando perde l'Asia, non ci sta, è un po' come Flavio Zoppas, non ci stanno a perdere, la loro competitività e la loro competizione l'hanno nel sangue e sono quelle persone, quegli atleti che si distinguono tra i campioni e coloro che invece campioni non sono. La Asia è una campionessa, vuole sempre vincere, ma oggi ha dovuto veramente tribulare un percorso durissimo, però la cosa bella è Sara Romanin alla terza posizione e a noi ci fa molto molto piacere, perché l'abbiamo detto dall'inizio stagione, come prende un po' la giusta via, questa qua darà grandi soddisfazioni. Adesso le interviste all'interno del paddock. Giuseppe, una partenza un po' sfortunata, ti ha visto coinvolto in qualche incidente, poi dopo hai fatto un recupero straordinario e insomma quasi quasi ce la potevi anche fare. Ce la potevo fare, però diciamo questa caduta ha detto che è stata una gara un po' sfortunata, però dai, a me il percorso piaceva, il fango a me piace, in effetti si vedeva, guidavo bene, non commettevo tanti errori e alla fine la rimonta c'è stato un bel secondo posto, però io puntavo per il primo perché la condizione c'è tutto, però un po' di sfortuna. Federico, abbiamo sentito Giuseppe Quarato, il quale ha avuto una partenza un po' titubante, ha avuto qualche problema, poi dopo ha fatto un bel recupero. Lo temi questo ragazzo? Ma lo temo sì, è uno che se può giocare per il campionato italiano, ce lo giocheremo l'italiano. C'è qualche lombardo che va forte e ce lo giocheremo in quei 4-5 che siamo. Luca Mavaracchio, insomma, terzo fino quasi alla fine, poi dopo si vede che questo ginocchio lo fa tribolare. L'ho visto, stava bene ai primi giri, dopo sono partito, ho un po' allungato, dopo non l'ho più visto e mi dispiace anche perché come Veneto, però dai, comunque buono lo stesso. Un prolungato applauso per Federico Zurlo e Giuseppe Quarato, il quale da Taranto fa tanti chilometri e fa piacere vedere che c'è tanta gente che si muove, Lucio, fa veramente 1000 chilometri per venire a gareggiare qua nel Veneto. L'ho detto prima, il Veneto è di esempio per tutta Italia e questo non ci fa altro che onore. Penso che anche il nostro Presidente lo possa confermare, di essere un esempio per tutti quanti, sicuramente. Massimo, tu hai visto Federico Zurlo, un po', sta diventando un po' l'icona, no? Questo ragazzo che mette il turbo, va via, saluta la gente mentre gareggia, cioè qualcosa di incredibile. Sicuramente ne parlavo col Presidente proprio domenica scorsa al cross di Stanghella, e sembra che sia un ragazzo emergente, e poi lo vedi, guida bene, molto spigliato, è uno che sa parlare anche bene. Cioè, un bel carisma. Sì, è una personalità, ecco, un ragazzino che ha personalità, mi viene detto che fa le cose anche in modo molto semplice, anche le gare, insomma così, le vive senza lo stress delle vittorie. E questo è importante. Tu usi dei sostantivi che a me piacciono, anche degli aggettivi altrettanto piacevoli. Per esempio, la parola semplice. Bruno, è bella sentire parola semplice, la semplicità. Questa è gente semplice.
Sì, beh, guarda che il ciclismo è fondato sull'umiltà, sostanzialmente proprio sulla gente semplice, come ha detto giustamente Massimo. E la gente a che ne casa ha deve navigato. capirla, perché non Sì. tutti sono amanti del ciclismo. Io dico sempre, gli amanti del ciclismo già si sa che guardano questa trasmissione. Prendete il telefono, chiamate vostra zia, vostro cugino, c'è una trasmissione che parla di ciclismo in maniera diversa, per poter far collegare quegli elementi giusti che possano poi creare una sana società. Sì, fuori dubbio. Al di là di tutto rimane comunque uno sport propedeutico proprio per la costruzione non solo fisica ma anche psichica e soprattutto morale dei corridori. Ben difficilmente uno che esce dal ciclismo ha un avvenire sviato, diciamolo così, proprio perché questa disciplina che impone in assoluto di prendere conoscenza fin dall'inizio di che cosa vuol dire il sacrificio, la programmazione, Le regole. le regole la fatica. fondamentali proprio. Gianmarco, le regole sono quelle che poi forse ti hanno salvato la vita e ti hanno concesso una chance, una seconda vita, proprio sono credo le regole che hanno costruito un po' il carattere del ciclista. Sì, nella vita come nel ciclismo ci sono delle regole da rispettare. A me, come ti ho detto prima, la bici mi ha dato la vita, me l'ha tolta, me l'ha ridata. Io poi quando avevo ripreso a correre, avevo ritornato a vincere e tutto, però ho fatto delle mie scelte di vita e avevo smesso di correre da professionista nel 98. Ho fatto 5-6 anni fermo e poi però mi mancava un qualcosa che mi dava la bicicletta, qualcosa che una persona che ha corso in bici può capire che cos'è. È quello di svegliarsi la mattina, di vedere se piove, sei incazzato tutto il giorno perché non puoi andare in bicicletta. Ho ripreso a correre tra gli amatori, che amatori fra parentesi è una parola perché non si è più amatori, c'è un livello che è altissimo. E sono ritornato ancora a correre, a vincere, ho vinto ancora 2 maglie di campione del mondo, quest'anno ho vinto i mondiali, l'anno scorso i mondiali, ho vinto 55 gare e mi sono rimesso a contatto con... Siete attenti ragazzi, 55 gare non si vincono perché sono gratis, qua ci andrebbe veramente un applauso spontaneo, non lo so. E mi sono, più che altro ho ritrovato l'ambiente di prima, come dicevo prima mi sono sentito 5 minuti fa con Michele Bartoli che mi ha detto di portarvi i vostri saluti qua in trasmissione, con Chiappucci, con tutti i ragazzi, ed è bello perché l'ambiente della bicicletta al di là di tutto ti dà un'amicizia, una qualcosa severa, bellissima da vivere finché... Guarda, prima di mandare l'altra gara voglio fare una chicca e poi dopo approfondiremo nella parte finale di questa trasmissione, che il ciclismo forse, credo, sia quello sport umile dove la gente si riconosce. Io credo che in una società di grandi ricchi si sbranano, invece dove c'è una società di grandi tribulatezze, mi viene in mente anche quando ci sono degli eventi catastrofici, la gente si racchiude intorno a sé e si aiuta molto. Nel ciclismo è questo, vero Lucio? Sicuramente, assolutamente sì. Questo C'è più compartecipazione. Sì, e sicuramente abbiamo degli esempi qui vicini che insomma alla fine ha tenuto duro e ha vinto, ma non ha vinto solo ciclisticamente. Massimo, perché tu sei stato amico di Gianmarco come esempio, cioè chiaramente come... Ma perché l'abbiamo vissuto quel gruppo di ciclisti, di corridori che si ritrovava tutte le mattine, l'abbiamo vissuto in modo abbastanza drammatico e ci ha colpito tutti quanti perché Agostini si vedeva che ha talento e piaceva fisicamente, è un ragazzo che piaceva anche alle ragazzine. Un po' troppo, un po' troppo. Quindi l'abbiamo vissuto insomma abbastanza in modo difficile, abbiamo cercato di stargli vicino per quel poco che potevamo fare, ma credo che lui poi alla fine ci abbia insegnato come si vince la corsa più importante della vita e lui l'ha vinta. E noi siamo stati, come dire, degli umili ciclisti, ma i valori più veri forse ce li ha insegnati lui. Grazie, grazie. Prima di mandare la gara adesso, se nel carnet hai ancora qualche numero di telefono vecchio, vero? Se poi me lo puoi lasciare. Guarda, Gara, cosa stai? Gara. Mi lasci un po' il carnet? Sì. Fammi litigare con mia moglie. E io ce l'ho qua. Sempre città di Caorle, Sportiland. E qua abbiamo junior, donne e fascia 2. In pratica adesso non è più prova di Coppa Italia perché abbiamo archiviato con le categorie giovanili dove il Veneto chiaramente si è imposto alla stragrande su tutte le categorie sia esordienti donne, maschi e allievi donne e allieve donne, quindi
imbarazzante veramente lo strapotere del Veneto, e quindi il Veneto fa bene a continuare a crederci, fanno bene i dirigenti a spingere questo ciclocross, cerchiamo di fare sempre meglio, di dare la possibilità di affascinare non soltanto gli atleti, ma di poter veramente portare tanti altri atleti a correre e scoprire così dei grandi campioni come si fa al nord. Abbiamo visto Federico Zurlo prima, adesso qua vediamo per quanto riguarda la fascia 2 l'alter ego, che è un certo Flavio Zoppas, che se la dovrà vedere con un Dal Grande che in questi percorsi ha dimostrato già in altre occasioni di trovarsi veramente a meraviglia. Sono partite le donne, tanto per dire la Maniago o la Ilenia Lazzaro, adesso poi chiaramente partiranno gli junior, sono già partiti, quindi chiusa la partenza. Abbiamo visto la Maniago in seconda posizione, Zoppas anche lui dietro a Dal Grande, prenderà sicuramente adesso la sua scia, e Dal Grande si sa che è un grande guidatore di bicicletta. Vediamo Zoppas affronta la prima curva, vediamo Dal Grande, vediamo Paccagnella, vediamo adesso anche Cais con la maglia nera, ma non nera perché arriva ultimo, perché l'abbiamo già detto, e qua vediamo un bel primi giri per quanto riguarda Enrico Scapolan, bellissimi, era veramente, e sta bene in sella, e qua veramente avrei scommesso, anzi ci scommetto anche adesso che potrebbe fare la sua bella figura. Io sono convinto, a parte che Enrico Scapolan se la deve vedere con atleti insomma di un anno più vecchi di lui, per cui bisogna dargli il tempo di crescere, è ancora uno juniores che in pratica paga lo scotto di un anno di differenza rispetto ad altri, rispetto ai migliori, perché ce ne sono tanti di junior che vanno bene come Righettini, lo stesso Iari Cisotto che sta andando benissimo quest'anno. Credo che gli manchi forse la consapevolezza di essere un grande interprete di questo sport. Vediamo, Iari Cisotto quest'anno sta veramente andando a corrente alternata, però nelle ultime fasi abbiamo trovato una bella gamba, una bella risposta a quello che potrebbe essere, anche in virtù dei campionati italiani che prenderanno poi parte da domani a dopodomani, quindi un fine settimana ricco, ne parleremo poi nella prossima puntata. E qua abbiamo proprio Cisotto che sta andando veramente molto bene. Ci fa piacere, abbiamo anche visto Fulvio Cassano della Novarese, poi Trentin Daniele, anche lui molto bene quest'anno, De Rossi, Vallortigara, poi Sara per quanto riguarda le donne, l'abbiamo vista poc'anzi. Qua sono tutta quanta la legione degli juniores, ho visto anche Trentin, e qua un Flavio Zoppas che sta andando via correndo, perché in certi casi è meglio correre, specie in questi chicane che sono molto così veloci, molto unite una all'altra. In bicicletta si perderebbe tempo e in corsa invece no, e quindi qua forse vedremo un avvantaggiato da questo percorso Dal Grande, lo vedremo tra poco. Abbiamo visto anche un atleta del Versoliride, qua vediamo la Cauz con il dorsale numero 38, bravissima anche lei, interpreta quest'anno di un ottimo ciclocross, l'abbiamo vista povera a San Michele con una gamba completamente insanguinata. Intanto vediamo il gruppo sportivo Mosole, direttore sportivo, questo è Iari Cisotto, bravissimo anche lui, molto bene, questi avvallonamenti, queste scalinate bellissime veramente, un percorso che estrapolare un ciclocross in un percorso pianeggiante come questo di Caorle veramente ci fa emozionare, ci fa anche veramente piacere poter commentare delle gare su dei percorsi così ben disegnati. Questa abbiamo visto Paola Maniago, indossa la maglia verde, gli auguri vanno sempre alla Mara Dal Borgo che è stata operata, veramente ne ha passate, grandi dolori per lei, speriamo di vederla. Mara, ci manchi tantissimo, hai veramente dato molto in questo trofeo Triveneto e noi ve lo vogliamo ricordare, soprattutto vogliamo veramente testimoniare il fatto che una ragazza come la Mara Dal Borgo, da amatrice, da amante del ciclocross, alla pari della fascia 2 di Zoppas, quindi non una elite o una che fa soltanto quello, insomma ha saputo veramente mettere in fila fiori di atlete e avere sempre indosso la maglia verde. Se la doveva vedere con la Paola adesso chiaramente è favorita dall'assenza, ma lei non è contenta, perché la cosa bella è proprio questa del ciclocross, che quando uno vince, che sa che se lo merita, vince, esulta.
quando vince che c'è una caduta oppure c'è una disgrazia, loro si sentono quasi come dire non è mia la maglia. Non sarebbe così, però è bello il bon ton, è bella la nobiltà d'animo e questo ci fa piacere. Qua abbiamo visto sottocorno l'Andrea, arriva da Biella, pensate, fanno anche strada. È affascinante comunque questo ciclocross, l'abbiamo detto, si creano quelle alchimie, quella familiarità. Trentin Daniele, anche lui della Marchiolo Oro Gildo, bravissimo, bravissimo, oggi sta andando bene, ma d'altronde questo non lo nominiamo neanche perché lui non è che vada bene normale, lui è anormale. Flavio Zoppas è una cosa incredibile, è un po' l'alter ego, l'abbiamo detto, di Federico Zurlo, vedete con quale impeto, con quale grinta, ma soprattutto con quale intelligenza sa andare in bicicletta. Ma oggi c'è un Dal Grande che veramente non vuole lasciare niente a nessuno. Lui credo che veramente nelle corde abbia la possibilità di raggiungere e sopravanzare ancora Zoppas. Tutti e due fino adesso hanno avuto una caduta, tanto si ferma la numero 41, Masim Sabrina della Ciclipengo, va via Iari Cisotto, in pratica ha dato spazio per non creare quel tappo. Intanto Trentin su questa bella chicane, questa parabola, questa parabolica improvvisata su questo declivio, su questo proscenio, pare quasi il proscenio di un teatro, vediamo, pare che le comparse siano gli spettatori e gli attori sono gli scapolan che passano. Bellissima questa immagine, vediamo come aggredisce da vicino Flavio Zoppas che in pratica sta per sopravanzare Scapolan, ma Dal Grande veramente in tempo reale è dietro di 10-15 secondi, non di più, vuole farcela. Lui sulla corsa è più forte di Zoppas, sul percorso misto potrebbe vedere qualche soddisfazione. Parro, ancora lui, Parro, mentre abbiamo visto anche il 53 di Bernardo Walter e dietro la Maniago Paola. Si sta facendo incalzante questa gara. Paccagnella passa adesso, incalzante sempre di più il numero 58 Ambrosi Roberto della Rampi Club. Ancora atleti, questo è un altro atleta della fascia 2, e ancora la Paola Maniago che se la deve vedere con queste chicane, vedete, con questi avvallonamenti, con queste passerelle. Questa è un altro fenomeno, ragazzi, la Milena Cavani che va alla stragrande, e quindi Paola Maniago si deve vedere con una grande interprete del ciclocross, perché non lascia mica mai nulla al caso. L'abbiamo detto già in tante occasioni, la Milena Cavani è un cliente veramente ostico, ma oggi però la Ilenia Lazzaro sta andando alla stragrande. Vediamo che Dal Grande sta veramente accelerando al massimo e vede, Zoppa scade, però guarda che non è impari, ne approfitterà forse Dal Grande per infilarlo. Vediamo, deve riprendere la pedalata Zoppas, non era tranquillo d'altronde Zoppas, per quello che forse è anche caduto, ma vediamo come va via Dal Grande, oggi è in ottimo spolvero. Sono caduti a questo punto 2 volte a testa, quindi vogliamo dire che la gara non è stata viziata o diciamo non è stata più sfortunata per questo o quell'atleta. Vediamo ancora una bella manovra di Andrea Righettini dell'Arcobaleno Carraro Team, e vediamo che proprio non ci pare neanche vero. A questo punto vediamo che il numero 10, ed è proprio lui, Righettini Andrea, che è andato alla stragrande e vince su Iari Cisotto, bravissimo, l'abbiamo detto, e sottocorno Andrea De Biella che arriva al terzo posto, bravissimo Iari. Ma adesso andremo a vedere, sono curioso di vedere tra Dal Grande e Zoppas questo eterno dualismo. Vediamo che veramente lo è infilato Dal Grande a Flavio, bravissimo Giuseppe, bravissimo, vedete come pesta sui pedali, ha voglia di vincere, guarda dietro, non c'è più nulla da fare per Flavio Zoppas, ha saputo vincere alla grande. Questa è una meritata vittoria di Dal Grande Giuseppe su Zoppas Flavio, quindi Citec V-Motorsport e poi dopo Valentini Renzo della Team Bike Service. Un attapirato Zoppas, però ha vinto meritatamente Giuseppe Dal Grande, senza sconti per nessuno. Per quanto riguarda ancora le donne, vediamo tra poco come si concluderà. È bravissima Paola Maniago, Acido Lattico Team. È una bella vittoria, amici sportivi, ricordiamocelo. Oggi è una vittoria che conta, perché intanto va diciamo così, a portare altri punti sulla maglia verde, che la cosa non guasta, ma vince su una Milena Cavani della Free Team. Milena Cavani, ottima interprete, dice non è andata bene, però oggi abbiamo visto una grande strepitosa Paola Maniago. La Lucia Pizzolotto, doppia Treviso al
terzo posto. Ma per quanto riguarda la Ilenia Lazzaro, prima per quanto riguarda le donne elite, Caut Francesca al secondo, donne junior, Armani Isabella, donne under 23. Bravissime, bravissime, bravissime. Adesso le interviste. Giuseppe, una vittoria onesta, una volta sei caduto tu, una volta è caduto Zoppas, ma voglio dire comunque un bel percorso dove comunque la guidabilità l'ha fatta un po' da padrona. Sì, era un percorso molto tecnico e bisognava sapere andare in bici. Diciamo forse io sono stato un po' più fortunato, sono caduto non nel momento cruciale, lui invece è caduto proprio nell'ultimo giro e quindi ho avuto vita facile, insomma, e ho vinto. Flavio, un onesto, diciamo così, concorrente, lui ha vinto bene oggi. Beh, Giuseppe è andato fortissimo per me, io sono andato bene e poi le cadute ci stanno, fa parte del gioco, bene così lo stesso. Però la maglia ce l'hai tu. Sì, beh, penso che adesso non dovrei avere più problemi. Ma dai! Allora abbiamo visto l'immagine di Flavio Zoppas che cadeva, io ho un applauso, voglio farglielo, proprio di cuore a Gianni Dal Santo, il quale non è che sia un caso che abbia potuto così in qualche maniera inquadrare quel momento, perché vuol dire molto, vuol dire mestiere, vuol dire avere veramente gli attributi giusti, vuol dire fare tanti chilometri nei percorsi del ciclocross ed essere puntuali per raccogliere tutto. E lui è uno di quelli che insieme all'Alessandra Gazzola chiaramente raccolgono ogni tipo di immagine. Un applauso a lui. Grazie. E adesso andiamo con questa bella società. Marchiol, Oro Gilda, Pasta Monte. Partiamo subito con Asia Paladin. Asia, tu stai facendo un bel ciclocross, ti stai divertendo, vinci spesso, ma adesso mi devi presentare la tua squadra. Allora, da in fondo il mio direttore sportivo Flavio Vanin. E un applauso. Matteo Trentin, che è un dilettante. Suo fratello Daniele Trentin, junior secondo anno. Riccardo De Rossi, junior primo anno. E Gianluca Forcolin, esordiente secondo anno. Gianluca Forcolin, che mi pare che sia figlio d'arte. Sì. Tu invece? Io no, niente figlio d'arte, io corro per passione, sì. Come per passione? Perché mi piace correre, Come mi diverto. Ma scusa, ma non puoi andare a Morosetti il sabato? No, ma mi diverto a correre in bici. Ti diverti troppo? Sì. Te ti conosco da tanti anni. Sì, da tanto. Ti diverti ancora? Beh, sì. Cosa Certo. pensi di Federico Zurlo? Lo temete quando poi farà il salto? Sì, abbastanza. Cosa pensate di lui? È forte? Beh, ovvio. Te non ne parliamo, insomma. Sì, ormai... Tu sei uno di quelli bravi insieme a tutti questi ragazzi che affrontate il ciclocross con passione. Sicuramente per fare una disciplina così, se non hai voglia di far fatica, di prendere freddo, di sporcarti, non ti alzi neanche dalla poltrona. Ti serve però per la strada? Beh, sicuramente inizio stagione, soprattutto per gli allenamenti, lo senti, vai più degli altri, quando gli altri sono in preparazione tu sei già uno scalino sopra. Lei come direttore sportivo la sera quando dorme, oppure per prima di prendere sonno, non è un po' orgoglioso di quello che fa? Sì, perché se riesco a togliere da qualche vizio un ragazzino, per me è una vittoria. E io le faccio un applauso. Ma adesso, scusa, mi dai la 3 che mi dà la 4? Adesso passiamo, perché settimana prossima chiaramente dovrà andare in onda sia Scorzè che Stanghella, amici della bicicletta, siamo insieme al signor Cusin, vero? Sì, allora... Non sia dispiaciuto perché sarà una bella trasmissione anche la settimana prossima. Non sono dispiaciuto, Stanghella è stata nominata diverse volte anche questa sera, quindi spero che i tifosi del mio paese che stavano lì ad aspettare siano pazienti e il giovedì prossimo vedranno la nostra trasmissione, la nostra gara. Ma lei sarà anche qua, Vediamo, dipende dai. Viene con Massimo Ghirotto, siete ospiti, bisogna che venite. Vabbè, può essere un impegno che ci prendiamo e vediamo. Viva Stanghella. Grazie. E viva anche Rino Piccoli, che da poco è dentro i meandri della federazione come responsabile delle piste. E insomma, l'uomo degli anelli l'hanno soprannominato, vero? Anche la pista sarà una di quelle componenti importanti da cercare di reclamizzare al più possibile. Ma sì, guarda, prendo lo spunto da quello che hai giustamente detto presentando Rino Piccoli, che ringrazio per diciamo quello che si sta accingendo a fare. Io sono convinto che quest'anno sarà tracciato un qualcosa di molto molto interessante proprio per la pista, un programma serio fatto bene, ben supportato anche da qualità
non solo organizzativa, anche qualitativa dal punto di vista dei partecipanti, penso. Bruno, ma posso dirti una cosa? Io non ti voglio interrompere, ma posso dirti una cosa? Me la consenti? Allora, quando tu ti sei candidato, tu sai benissimo che io sono uno di quelli che insomma si è palesato senza problemi perché volevo un rinnovamento, però certo che non avessi dovuto scommettere, cioè sì, è una brava persona, Bruno Capuzzo. Invece tu, quando sei diventato presidente, hai tirato fuori, come si può dire una parola che non sia, hai tirato fuori molto carattere, insomma. Sei stato veramente all'altezza, fino adesso credo che hai avuto degli ottimi risultati. Ma io mi auguro di portarli ancora avanti e che continui l'ondata di entusiasmo, diciamo, e di qualità che stiamo così cercando di avere, di contornarci. Il cliché che avevo posto alle mie spalle, che era il rinnovamento, al 98% sto cercando di portarlo avanti appieno. Bene, adesso noi mandiamo l'ultima tranche con i dilettanti, vale a dire Under 23, gli Elite e la fascia 1, e quindi gustatevi questa ultima tranche, poi di nuovo in studio per i saluti finali. Grazie. E alla faccia della crisi tante gare oggi qui a Caorle, si conclude con i botti, Under 23 fascia 1 ed Elite. Oggi qua abbiamo la presenza di Gambino, abbiamo la presenza di Fontana, Alessandro, quindi grandi interpreti di questo ciclocross, ma del ciclocross a livello nazionale. Ma non solo, abbiamo anche Mirko Tabacchi che veste la maglia di leader della classifica del trofeo Triveneto, Cais, lo vediamo qua, eccolo, bravissimo. Qua abbiamo Paccagnella, figlio d'arte Thomas Paccagnella, suo papà l'abbiamo visto nella fascia 2, quindi oggi Gambino, ragazzo di Torino, gruppo esercito anche lui, vedete, corpo forestale, Alessandro Fontana. Ma qua abbiamo anche altri, abbiamo Bassani, abbiamo Retis, il nostro Diego Retis, esponente vicentino, noi gli siamo vicini, dovrebbero fare un po' tutti così. Nel Vicentino è l'unico che veramente sta tenendo banco e sta creando quella voglia di compartecipare al ciclocross. Vicenza ne ha bisogno e soprattutto Enrico Polo ha risposto, dovremmo farlo tutti. Abbiamo Cusin per quanto riguarda la fascia 1, intanto un mitico Bassani. Bassani sta crescendo veramente da morire. Le prime sortite l'abbiamo visto un po' attapirato anche a Roveredo in piano, però lui sta andando veramente bene. Non si è mai demoralizzato, ha sempre cercato di andare col suo passo, con la sua frequenza e sta dando di nuovo soddisfazioni. Bravissimo Bassani, noi siamo con lui perché sappiamo che è un ragazzo veramente a posto, come piacciono a noi di Scratch. Ma abbiamo anche Rucco Gianluca, Corradin Francesco, Savio Daniele della Torre Vallortigara. Qua abbiamo visto Calderan aggredire questa salita, ancora Gambino Paccagnella, Cusin, Giuseppe Micheletto, abbiamo visto Fontana, Diego Retis, subito sopravanzare, anche Gadotti abbiamo visto prima. Il numero 25, bravissimo Smarzaro Igor, l'arcobaleno Carraro Team, bravissimi tutti veramente. Hoi Mattias dell'Austria, pensate, anche un austriaco tra le file di questo ciclocross. Ancora Bassani sugli scudi su questo percorso veramente tremendo, veramente importante, un percorso di quelli che veramente hanno fatto brillare gli occhi, non soltanto gli organizzatori, sono stati coloro che ci hanno messo diciamo, a disposizione la possibilità di emozionarci. Vediamo un grintoso Cusin che addirittura scivola per cambiare Nicole Dal Santo in meritato riposo, incredibile, bellissime queste immagini. Anche questo è ciclocross. Vediamo Mirko Tabacchi, ragazzo dalle doti straordinarie, molto timido per la verità, ma ha in sé qualcosa che veramente a noi ci emoziona. È bravo, siamo contenti di vederlo Mirko. Ha fatto bella figura e ci ha fatto ancora affezionare di più al ciclocross. Questi sono gli elementi indispensabili per creare quel fascino, quell'appeal giusto, quella voglia di partecipare a un ciclocross che grazie, e non è retorica questa, perché chi parla di retorica spesso è in cattiva coscienza, ma dalla familiarità e dalla famiglia che si può veramente creare
un qualcosa di importante a livello di società intesa veramente nel senso più ampio, più largo della parola, società a questo punto del ciclocross. Da queste alchimie familiari veramente si possono creare delle grandi cose e noi crediamo che con il Trofeo Triveneto, Gran Premio Calce Struzzi-Mosole e modestamente anche nell'interpretazione della nostra emittente stiamo veramente cercando di toccare quei tasti per alimentare quello che è veramente la coesione e la compartecipazione per quanto riguarda questo splendido ciclocross, che non è assolutamente la Cenerentola del ciclismo. Il ciclismo, l'abbiamo sempre detto, è bello tutto e bisogna lasciare a tutti la propria volontà di affascinarsi o alla pista o al ciclocross o alla strada, non cambia niente, o al mountain bike. Calderan, bravissimo, lo vediamo, Tabacchi, grandissimo, Alessandro Fontana, eccelso, 40 anni, li compie proprio nel 2010, fra pochi mesi, quindi un ragazzo di quelli che ci sarà veramente, avremo bisogno di lui anche a livello dirigenziale, ne siamo certi. Ancora Bassani, bravissimo, l'abbiamo detto, bello in palla oggi Andrea del team Sud Tirol. Levighi Kevin l'abbiamo visto, bravissimo anche lui. Qua abbiamo Del Riccio, fascia 1, se la dovrà vedere con Cusin, Lavarda, ma non soltanto, Rucco. Ce ne sono tanti di clienti ostici. Abbiamo visto anche prima Marco Segat della Cycling Team Friuli. Il Friuli, bisogna dire la verità, è sempre stato una ottima fucina per quanto riguarda atleti vocati e votati al ciclocross. Non in ultimo vogliamo ricordare Pontoni, ma lo stesso Cusin, lo stesso Paccagnè, cioè sono molti che arrivano dal Friuli e fanno far bella figura. Quindi proprio si vede che là c'è la terra giusta per poter affrontare veramente le insidie del ciclocross. Intanto momenti particolari dove si diceva prima familiari, quando la gente si mette a disposizione per creare quelle alchimie giuste, ragazzi, non è che siamo qua per parlare di cose di fiction televisive. Parlano di reality dove tutti i reality sono delle fandonie esagerate, fanno male alla salute. La realtà della vita è questa, ragazzi. Cioè, questo è reality. Se reality è il Grande Fratello, questa cos'è? Sono extraterrestri. Dobbiamo veramente farci un po' di analisi culturale per vedere che in questo momento realmente Mirko Tabacchi sta pedalando e sta affrontando le sue piccole traversie in questo momento. E poi è gente che alla fine, scusatemi il termine, quando sono a casa non vanno a far cazzate, non è gente che fuma, si ubriaca per essere di tendenza, questa è gente che vive regolare e chi vive regolare con la testa non fa del male alla società, invece chi invece vive deviato nella testa come il Grande Fratello, che è un grande bordello, bisogna dirlo, non è più un Grande Fratello, allora là poi dopo se noi ci affezioniamo a quei valori là diventiamo ubriaconi e diventiamo degli esseri veramente nulli. Invece noi continuiamo a dire che questa qua è la vera realtà della vita. Ci piacerebbe fare anche un reality sugli operai, ci sono anche quelli che lavorano, quelle sono realtà, ragazzi, realtà nelle ferrovie, gente che spacca le lastre a 20 gradi sotto zero, altro che 3 metri sottoterra, andassero veramente dove dico io. Allora bisogna cercare di dire queste cose qua, perché sennò alla fine noi facciamo un commento, è bravo Paccagnella che adesso sta facendo la curva o Del Riccio che è nel pantano, però alla fine non portiamo a casa niente, Bisogna dire che la realtà è qualcosa di diverso e questa realtà, che è vera, noi dobbiamo cercare di comunque reclamizzarla al massimo. Come bravo è stato Diego Lavarda in questo primo piano, come bravo è Simone Cusin che sta conservando comunque la maglia verde dall'inizio delle gare di questo trofeo del ciclocross. Siamo partiti, ci pare, il 4 di ottobre con la prova di Coppa del Mondo alle Bandie. Segat, bravissimo, uno di noi, anche lui, grande nel nostro cuore perché è bravissimo. Vorremmo citarli tutti, come Daniele Savio, come Corradini Francesco, Stefanutto Simone, Serafin, Perini, insomma tutti ci piacerebbe nominarli, perché sono tutti ragazzi veramente importanti. Uno su tutti, un urlo, vedete come ha recuperato. Alessandro Fontana è un diesel, ha 40 anni, si deve scaldare piano piano. Non puoi pretendere da un atleta del genere che parta via come un petardo. Deve prima fare scaldare i muscoli, e certo a una certa età, ma questo è un mito, ragazzi. Questo qua è un trattore Landini, ragazzi, questo qua è un trattore che non se ne fanno più, ragazzi. Adesso facciamo le cazzate. Abbiamo visto Thomas Paccagnella, ma dove vuole arrivare Thomas Paccagnella? World Service Brenta.
Thomas Paccagnello, un altro gigante, ma lo stesso Giuseppe Michieletto, quest'anno non ha vinto molto, ma è sempre là. La sua scommessa è con se stesso, come Del Riccio, grande Del Riccio, ragazzo veramente, gruppo sportivo Esercito, arriva dal Molise, anche là terra veramente dura, terra fredda, dove nevica, dove il carattere chiaramente si scolpisce proprio nelle unghie di queste temperature rigide, quindi si diventa ancora più rudi, più con la voglia di combattere, con la voglia di essere qualcuno di positivo nella vita. Così Simone, friulano, sanno la sofferenza, hanno avuto un terremoto, si sono raccolti da soli. Questa è gente che sono dei valori assoluti per l'Italia, perché se no parliamo di fave, parliamo di niente. Bravissimo questo atleta. Savio Daniele, l'abbiamo già nominato perché oggi sta facendo una bella gara. Bravo Daniele Savio, è veramente lì. Cais, l'abbiamo detto, adesso abbiamo Segate, sempre Cais, 8, 9, 10ª posizione. Calderan, anche lui, bicicletta in spalla, via, così, perché questo è il valore del ciclocross, non c'è problemi di portarsi una bicicletta. E guardate, sono quasi semantiche queste immagini, cioè quasi religiose, e questa è la bellezza. E se uno vuole vedere la positività, la religione, la può vedere anche nel ciclocross. Mi sembra veramente la passione di Gesù Cristo, questi ragazzi che si portano la bicicletta sulla schiena, su questi pendii, insomma, ognuno deve dare la propria impressione su quello che fanno, ma certo che questa è la passione, è una grande passione, e questi sono eroi, l'abbiamo comunque continuato a dirlo, sono eroi della normalità come Bassani. Diego Retis, uno di noi, un ragazzo dal Vicentino, bravissimo, 23 anni, con la testa sulle spalle, lavora, si sveglia alle 4 del mattino, smette all'una di lavorare e poi un piccolo riposino, mangia e va a fare gli allenamenti. Giuseppe Michieletto, un ragazzo che è cresciuto in una famiglia sana, perché Igino è un padre eccezionale, vedete come riga dritto, anche la famiglia conta. Del Riccio è immenso, Comperini, Fioravanzo, sono tutti là in fascia 1, tutti là. Ancora Cusin Simone, che non deve certo vincere per mantenere la maglia, lui ha veramente un punteggio esagerato, un po' come Zoppas che adesso ha 295 punti, così se si piazza in seconda o terza insomma avrà 269-270 punti, insomma il primo cliente è Del Riccio con 195, dovesse vincere insomma. È veramente un divario eccezionale. Diciamo che Del Riccio non ha partecipato a tutte le tappe di questo trofeo Triveneto, Gran Premio Calcestruzzi Mosole, mentre riparte la Varda Diego della Ciclepengo dopo una sosta, perché chiaramente bisogna cambiare le biciclette, una pioggerellina stanca di quelle che penetra nelle ossa. Caorle insomma ha messo tutti quanti comunque a dura prova, non soltanto gli atleti, per carità, gli atleti hanno pedalato, ma poi dopo un'ora vanno a farsi, un'ora di questo vuol dire a tutta ragazzi, un altro cambio di bicicletta, ma i nostri operatori erano ghiacciati, perché veramente insomma non è facile stare tante ore in piedi con queste temperature. Cais, oggi lo vediamo particolarmente stanco, guardate dove stanno pedalando, guardate le biciclette come sono combinate, però guardate lo stile anche di Alessandro Fontana, com'è uno stile veramente molto 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 bello. E lui sta arrivando, Fontana sta arrivando, abbiamo detto carbura in maniera più lenta degli altri, ma giustamente Alessandro Fontana, gruppo sportivo Esercito, vince e vince bene, vince veramente bene. Facciamo gli auguri anche per i campionati italiani. Mirko Tabacchi, l'arcobaleno Carraro Team al secondo posto, bravissimo, una bellissima vittoria. Alessandro Calderan, anche lui, Cycling Team Friuli. Poi abbiamo Thomas Paccagnella e al quinto posto Andrea Bassani, bravissimo Andrea, non ha mai mollato, e pensate che ha sopravanzato un certo Alessandro Gambino del centro sportivo Esercito, il quale non è certo l'ultimo arrivato, non è certo l'ultimo arrivato. Per quanto riguarda, vediamo adesso Alessandro Gambino, anche lui, per lui è stata una giornata particolarmente dura. Adesso vediamo Del Riccio Carmine, gruppo sportivo Esercito, fascia 1, si impone su Diego Lavarda e Simone Cusin al terzo posto, bravissimo Lavarda. Perini e Fioravanzo al quarto e il quinto posto. Per quanto riguarda gli under 23 abbiamo Tabacchi Mirko che è secondo assoluto ma primo nella sua categoria, poi
Calderan Alessandro e Micheletto Giuseppe, e adesso il via alle interviste conclusive. Alessandro, insomma, abbiamo visto che stai prendendo veramente oramai piede, oggi un circuito particolarmente ciclocrossista al massimo, e la tua superiorità si è vista. Diciamo che sta prendendo piede la pioggia, no? E quindi con quella io sicuramente sono agevolato. Diciamo, finché va bene così sono contento, io ne approfitto e cerco di vincere, no? Però insomma bisogna essere onesti, ci sono dei giovani importanti che stanno crescendo, che stanno andando forte, quindi ogni giorno, ogni domenica che passa sono sempre più vicini e penso insomma che sarà sempre più difficile. Cosa pensi di Paccagnella? Paccagnella forse deve convincersi un po' delle sue potenzialità anche sul fango. Oggi è stato sfortunato, ha rotto il cambio prima della partenza, quindi già mentalmente probabilmente era un po' in crisi, perché avere una bicicletta quando il percorso chiedeva il cambio della bici stessa, insomma, si va subito in difficoltà. Thomas, allora Alessandro dall'alto della sua sapienza ha detto Thomas deve crederci un po' di più, anche sul fango può far meglio, nel senso che c'hai molto margine di miglioramento. Beh dai, ti dirò che rispetto alla prima gara sul fango di quest'anno, quindi a Faè, qualcosina ho già migliorato. Oggi va bene, sì, sono stato un po' sfortunato, prima di partire ho rotto la bici che di solito corro, quindi corso con la bici di scorta, ma non ci sono attenuanti, andava più forte Alessandro e anche i due under che sono arrivati davanti avevano una buona gamba oggi. Tiriamo un po' i remi in barca e cerco di allenarmi il più possibile per l'italiano e speriamo che vada via o neve o ghiaccio. Mirko, sempre più maglia verde, questo è sicuro. Sì, sempre più maglia verde, bene oggi, gara difficile, con tanto fango, andata bene, tutto andato per il meglio, insomma, dai, diciamo. Questo trofeo Triveneto non è una ruota di scorta dei campioni italiani, però certo che qua quando si vince comincia a essere qualcosa di importante, non a livelli mondiali, però certo che qualcosa di importante crea. Sì, crea una bella prestazione, insomma, speriamo aiuti anche al CT della nazionale a scegliere qualcuno di adeguato per portare a eventuali coppe del mondo e mondiali che sono prossimi, insomma. Bene, velocissimi, siamo in chiusura, siamo in ritardo. Bruno Capuzzo, un in bocca al lupo alle società anche in virtù dei campionati italiani. Beh, indubbiamente, permettimi comunque un ringraziamento veramente di cuore a tutte le società che si sono prodigate, direi in maniera splendida, ottima, all'organizzazione dell'intero circuito del Gran Premio Mosolo, in modo particolare non solamente le Venete, per i quali giustamente devo ringraziare, ma anche le Trivenete in sé. Un ringraziamento veramente di cuore perché hanno fatto le cose veramente come si deve. Grazie Presidente. Massimo Ghirotto, grazie per essere stato con noi. Grazie a te Nicola per farci rivivere queste bellissime emozioni. Grazie. Lucio, quando vuoi venire vieni. D'accordo, Okay, grazie, ti sarò aspettiamo. presente, certo. Gianmarco, l'ultima chicca. Tu sei venuto qua per dire alle persone che soffrono non mollate mai, come nel ciclismo. Sì, un messaggio, se posso mandare un messaggio, usufruire della tua televisione, è che come io ce l'ho fatta a sconfiggere il cancro, a tornare a vincere in bicicletta, tutte le persone che in questo momento stanno male possono tornare a vivere e a farcela anche a loro. E ti ringrazio con grande applauso. Ricordiamoci amici che nella vita a volte si può cadere da cavallo e bisogna veramente risalire e vedere poi dopo le cose che contano veramente, le amicizie, le compartecipazioni e le persone serie come queste che abbiamo avuto noi in studio questa sera. Un ringraziamento al pubblico, ricordiamo sempre che sono passati circa 75 minuti, 80, 900 bambini sono morti di fame, quindi anche questo va detto. A settimana prossima!